Noi abbiamo messo in piedi questo progetto che si chiama Mediazione proprio perché parte dalle scuole medie, dalle scuole secondarie di primo grado, perché bisogna già agire e capire dov'è il disagio già dalle scuole medie, quindi dai ragazzi preadolescenti e adolescenti. Mediazione è un progetto sperimentale pilota in Veneto che l'amministrazione di Mogliano ha ideato e ha tutte le intenzioni di mettere in atto per riuscire a dare un aiuto concreto ai giovani i cui comportamenti hanno destato e destano tuttora preoccupazione. Negli ultimi anni le baby gang che imperversavano nel territorio hanno creato apprensione e allarme. Molti di noi ricorderanno poi il caso che destò più sconcerto quando nel marzo del 2021 la 26enne Marta Novello fu brutalmente aggredita con un pugnale da un minorenne mentre faceva jogging. Il progetto ha lo scopo di contrastare reati gravi commessi da minori, i fenomeni di bullismo, la tensione relazionale e l'esclusione sociale, oltre a far comprendere il senso della mediazione umanistica e della giustizia riparativa, quali alternative alla risoluzione dei conflitti, metodi efficaci soprattutto quando nei reati sono coinvolti i minori. Nel caso di un giovane che appunto si trova a essere un agente di reato, potremmo dire, o di qualche tipo di infrazione, spesso è bene coinvolgere anche la famiglia, e la giustizia riparativa fa proprio questo, cioè coinvolge la comunità attorno all'agente di reato, attorno alle vittime. Scuole, associazioni e forze dell'ordine hanno aderito al progetto allo scopo di educare e soprattutto scongiurare eventi dannosi per il futuro dei ragazzi che devono essere educati al rispetto degli altri e della comunità. Il crescere di determinati conflitti, a mio avviso, almeno da un punto di vista teorico, sta nel fatto che manca un riconoscimento del valore degli altri e della comunità. Il modo per superare è ritornare a avere un riconoscimento del valore delle cose, cioè dei luoghi dove abitiamo, e anche delle comunità e quindi delle persone con cui condividiamo un determinato spazio.